Presidente Serracchiani, lei in Bayer Brunnerstrasse qui a Monaco di Baviera ha incontrato la comunità italiana insieme all'ambasciatore italiano in Germania, un'opportunità per rafforzare contatti che sono molto importanti anche dal punto di vista dello scambio e dell'istruzione. Assolutamente fanno parte degli accordi che abbiamo sottoscritto con la Baviera ed è un'occasione importante per incontrare anche la nostra comunità che è particolarmente numerosa a Monaco, parliamo di circa 30.000 persone, quindi una comunità davvero molto presente sul territorio con cui abbiamo dei legami molto forti, anche la regione Friuli Venezia Giulia evidentemente li ha ed essere l'unica regione italiana che ha un trattato bilaterale con la Baviera ci dà anche una grande responsabilità. Uno dei temi che in quell'accordo è trattato è proprio lo scambio che ha ad oggetto l'istruzione, la formazione, quindi tanto più importante in un luogo come quello che oggi abbiamo visitato e che getta le basi appunto per questo rapporto sempre più intenso sui temi della ricerca, dell'istruzione e della formazione. I nostri due paesi sono dei paesi vicini in questo senso e la regione Friuli Venezia Giulia fa sicuramente una parte importante.